Cari amici, ben ritrovati col nostro appuntamento sulle orme del buon samaritano. Orme che anche Lucia ha calcato e noi vorremmo calcarle, guidati certamente dalla parabola del buon samaritano, ma guidati anche dalla testimonianza di questa nostra sorella nella fede. La strada della parabola è la via dell'amore. È la via dell'amore che Gesù ha percorso e lungo questa via Gesù vuole condurre ciascuno di noi, perché sappiamo imitarlo. Lungo questa via, che è la via dell'amore, emerge, lo vedremo poi nelle prossime volte in maniera unica, la figura del samaritano. Emergono anche delle figure più negative, già abbiamo visto i briganti, ma ci sono altre figure, il sacerdote e il levita. Ecco, non passiamo troppo velocemente sopra queste figure come a dire sì, rappresentano il comportamento sbagliato di alcune persone, ma noi non siamo come il sacerdote, come il levita. Invece, ad ascoltare con umiltà questa parabola, comprendiamo che non possiamo dire noi non siamo come il sacerdote, come il levita. Osserva il cardinal Martini che la via per la quale il Signore ci conduce a imitare il buon samaritano passa attraverso l'umiltà con cui riconosciamo presenti in noi le colpe del sacerdote e del levita. E allora facciamo conoscenza di queste due persone. Chi sono? Chi è il sacerdote? Chi è il levita? Anzitutto sono persone legate alla gestione del sacro. Lavorano presso il Tempio di Gerusalemme, uno nella classe sacerdotale e l'altro, verrebbe da dire quasi un inserviente, un levita. Due figure legate al culto, due figure legate alla vita religiosa, alla vita della fede. Ebbene, qualcuno si è chiesto se Gesù non lo abbia fatto apposta, se Gesù non abbia fatto apposta a far fare una brutta figura al sacerdote e al levita, pensando che in futuro proprio i sacerdoti avrebbero commentato questa parabola, noi preti. Forse qualcuno dice una cattiveria, però può far riflettere, perché ci può essere il rischio per noi preti o per chi vive anche dentro l'impegno religioso della fede di una parrocchia, c'è sempre il rischio di dire ma noi non siamo come gli altri, però io ti spiego come tu devi comportarti. Se ci fermiamo sulla figura del sacerdote e del levita, è perché c'è un motivo particolare nella loro scelta da parte di Gesù. Sono le persone da cui ci saremmo attesi un comportamento d'amore, una generosità nelle azioni. Mentre il samaritano è colui dal quale non ci saremo assolutamente attesi un gesto di accoglienza, un gesto di amore, addirittura nei confronti di uno sconosciuto che è un suo nemico. Perché allora questa scelta di Gesù? Per dirci una cosa fondamentale, che il bene viene da chiunque. Il bene può venire da qualunque storia umana. Nessuno può essere incasellato nel bene e un altro incasellato nel male. E del resto cosa ci dice ancora la scelta del sacerdote e del levita che passano indifferenti di fronte a quell'uomo? Ci dicono che poco servono le cerimonie, il culto, le preghiere, se tutto questo non è legato alla misericordia, quella compassione che Dio ha verso ciascuno di noi. Vorrei però cogliere nell'atteggiamento di questi personaggi 3 indicazioni di comportamento
che il Cardinal Martini mette in luce. Cioè il Cardinal Martini dice, se noi ci chiediamo perché questi personaggi si sono comportati in questa maniera, non liquidiamo troppo facilmente dicendo erano cattivi. Forse erano segnati da 3 atteggiamenti. Il primo, la fretta. Il secondo, la paura. Il terzo, un alibi. La fretta. È vero, subito balza agli occhi che questi 2 hanno fretta. Non hanno tempo per fermarsi. Non hanno tempo neanche per fermarsi a esaminare la situazione di quel poveraccio. Certamente avranno avuto degli impegni, dovevano andare al tempio, tante cose dovevano fare, erano attesi per cose molto importanti, hanno fretta, non ho tempo, lo diciamo anche noi, ho tante cose da fare, molto importanti. Però ci può essere anche un altro modo di aver fretta, pensando di fare il bene. Cioè ci può essere fretta anche in un gesto di carità. Prendo €1 e ti faccio l'elemosina. Faccio un regalo e così mi sento a posto con te, mi sono sdebitato. Perché vedete, la cosa più difficile da donare è il tempo. Noi siamo sempre di fretta e non sappiamo fermarci ad ascoltare, perché per ascoltare bisogna saper perdere tempo. Il tempo è denaro, il tempo è prezioso, il tempo è la vita. Ma se allora il tempo è la vita, non avere fretta e donare tempo ad una persona vuol dire fargli il regalo più grande. Ti regalo un tempo della mia vita, un pezzetto della mia vita. Chi ama non ha fretta. Però, restando sempre in questa esperienza della fretta, permettete che la vediamo anche da un lato positivo. Ci può essere una fretta positiva. Non è certamente la fretta di chi non si ferma a dare una mano, di chi non ha voglia di perdere tempo per aiutare qualcuno. È la fretta dell'amore, che è di tutt'altro timbro. È la stessa fretta che ebbe Maria di Nazareth quando, sapendo della gravidanza della cugina Elisabetta, in fretta si alzò per andare ad aiutare Elisabetta. È la fretta di Lucia Schiavinato. Lucia Schiavinato è una donna che aveva fretta, ma non la fretta di chi non ha tempo da dare agli altri, anzi, la fretta di arrivare più possibile accanto a più persone possibili, a più situazioni possibili. È l'invito che tante volte lei rivolge alle sue compagne. Vi supplico, non fermatevi, avanti, avanti, sempre nel dare a Lui tutto ciò che vi chiede, la vostra virtù, il vostro tempo, soprattutto il vostro cuore. C'è un altro atteggiamento che può caratterizzare il sacerdote, il levita e anche noi, la paura. Perché non si sono fermati? Non solo perché avevano fretta, cose più importanti da fare, ma avevano paura. Paura di che cosa? Paura di impegnare la propria persona. Se ci si ferma accanto a un derubato, una persona ferita, bastonata, se ci si ferma accanto ad un anziano, a un disabile, non si sa che cosa potrà accadere. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza. Bisogna essere pronti a tutto. Occorre prepararsi a dare senza condizioni, senza riserve. Allora ho paura di entrare in questo giro. Allora è meglio passare oltre. Nella fretta, ripeto, si nasconde la paura. La fretta di quegli uomini era dettata anche dalla paura di lasciarsi coinvolgere da qualcosa di troppo grande che gli può sfuggire di mano.
Una persona impegnata nel servizio a comunità con disabilità osservava un giorno: c'è la paura dell'impegno. Alcune persone nel momento di prendere un impegno sono prese da un vero panico ed entrano in confusione. Tendere la mano a qualcuno che ne ha bisogno e rendersi conto che ci sarà una dipendenza reciproca, questo può mettere nel panico. Detto in altro modo, quando si instaura una fiducia reciproca, questo può diventare pericoloso. Si scopre di essere impegnati l'uno nei confronti dell'altro. Non posso più lasciarti e tu non puoi più lasciarmi. Noi viviamo in un contesto in cui la sensibilità moderna ci inclina verso ciò che ci piace, ciò che ci fa sentir bene, ciò che non ci impegna troppo. Dobbiamo ammetterlo. C'è un certo modo di intendere il volontariato che è ritagliato più sul nostro umore che sull'amore per l'altro. Faccio questo finché mi sento. Poi arriva sempre il momento in cui dico: e chi me lo fa fare? Mi è passata la voglia. Adesso mi sento di darti una mano, ma poi non ho più tempo, non ho più voglia. Oggi avvertiamo tutti la paura di un sì a lunga scadenza, un sì per sempre. Se volessimo approfondire maggiormente la radice di questa paura, scopriremmo forse che essa è il sintomo di una difficoltà molto più seria. Cioè, se noi decidiamo di stare accanto ad una persona che soffre, se noi ci fermiamo accanto a qualcuno segnato da fragilità, noi avvertiamo che in qualche modo siamo chiamati a fare i conti con noi stessi, perché quella persona fragile ci rimanda alle nostre fragilità. Quella persona con quelle sofferenze, depressione, solitudine, quella persona risveglia in me la paura di queste fragilità che potrei vivere anch'io, che magari vivo però cerco di nascondere. È la fragilità dell'altro che tante volte risveglia le mie fragilità e allora è meglio passare oltre. Certo, dobbiamo ammetterlo, ci sono delle fragilità, ci sono delle sofferenze in cui noi ci sentiamo impotenti ad agire, ma non per questo allora la soluzione è passare oltre. Chi ce lo fa intuire in quella straordinaria opera che sono I Promessi Sposi è Alessandro Manzoni. Alessandro Manzoni ci ricorda che nelle situazioni senza via d'uscita noi abbiamo la possibilità di utilizzare una risorsa incredibile, la preghiera, la relazione profonda con il Signore, che ci aiuta a gestire queste situazioni difficili. E quanto vive Lucia? Lucia che ha passato una drammatica notte nel castello dell'innominato, dopo che è stata rapita. Lucia si risveglia e dopo un breve angoscioso assoppimento, dice il Manzoni, tutte le memorie dell'orribile giornata, tutti i terrori dell'avvenire l'assalirono in una volta e fu vinta da un tale affanno che desiderò morire. Ma in quel momento Lucia si ricordò che poteva almeno pregare. E insieme con quel pensiero le spuntò in cuore come un'improvvisa speranza. Prese di nuovo la corona e ricominciò a dire il rosario. E di mano in mano che la preghiera usciva dalle sue labbra, il cuore sentiva crescere una fiducia indeterminata. Per vincere le nostre paure, ci ricorda il Manzoni, siamo chiamati a coltivare con umiltà la preghiera, l'abbandono in Dio. Forse non solo abbiamo paura di confessare i nostri limiti, ma abbiamo anche paura di affidarci al Signore. Lucia, che non vive la sindrome di onnipotenza, Lucia che è una donna segnata anche lei dai suoi limiti, che sa che può arrivare fin dove può arrivare, e però nello stesso tempo porta tutto il mondo nel cuore. Lucia scrive alle sue volontarie: abbracciate il mondo intero.
potendo far poco a causa della nostra piccolezza, diciamo a Dio che il mondo intero è suo e che questo mondo intero deve andare a Lui. Diciamoglielo con tutte le nostre forze, con tutto il nostro desiderio e poi facciamo veramente quel poco che ci è stato dato di fare ogni giorno, cogliendo le occasioni, cercando le occasioni, volendo le occasioni di bene. Lucia ha un panorama immenso davanti di azione, eppure sa che lei può fare quello che può fare, ma una cosa può fare, può portare il mondo a Dio. Nella preghiera porta il mondo a Dio. Continua ancora Lucia, se pene segrete vi tormentano nel vostro servizio, nel vostro apostolato, ditelo al Signore. E se non volete o non sapete dire niente al Signore, tacete. Fate il deserto dentro di voi e attorno a voi. Il tempo che state alla sua presenza è un tempo prezioso, il tempo della preghiera. Perché quei due personaggi non si sono fermati? Per la fretta, per la paura, ma anche perché avevano un alibi. Qual era l'alibi? Il loro servizio. Sono addetti al culto e conoscono bene la legge di Mosè. Chi viene a contatto con il sangue, lì c'era un uomo ferito, mezzo morto, chi viene a contatto con il sangue contrae impurità, per cui non può compiere azioni sacre, in questo caso il servizio nel Tempio. Perciò questi due non avevano un cuore cattivo, avevano un alibi di ferro. Se noi non ci fermiamo è per onorare il Signore. Noi siamo a servizio del Signore, noi siamo a servizio di Dio. E allora non possiamo perdere tempo, anzi non possiamo macchiarci e diventare impuri, altrimenti non possiamo più servire il Signore. Mamma Lucia conosceva molto bene la figura di un santo che lei ha molto amato, è il più grande santo della carità, San Vincenzo de Paoli. Il piccolo rifugio, l'inizio, è stato affidato proprio a San Vincenzo de Paoli. San Vincenzo dice, scrive alle sue suore della carità, il servizio dei poveri deve essere preferito a tutti. Non ci devono essere ritardi. Se nell'ora della preghiera avete da portare una medicina o un soccorso ad un povero, andatevi tranquillamente. Non è lasciare Dio quando si lascia Dio per il Dio. Se tu servi un povero, non fai qualcos'altro rispetto alla preghiera. Tu incontri Dio, servi Dio nel povero. È questo che Gesù vuole dire. Gesù vuole attaccare l'alibi di quei due addetti al culto. Gesù vuole che si sappia che dinanzi a chi ha bisogno non c'è legge che tenga. Non c'è neanche la legge dell'onore e del culto a Dio, dato che si tratta della stessa cosa. Amare Dio e amare il prossimo è un unico comandamento. Da Verona, nell'ottobre del 1971, Lucia scriveva: vorrei parlarvi a lungo di tutto ciò che può e deve interessarci e dire che ciò che deve interessarci è tutto. Vorrei rendervi più aperte, più sensibili, più pronte a ricevere dentro voi il mondo intero, con tutte le cose belle e le cose brutte, tutto ciò che ogni giorno racchiude. Non c'è una situazione che il credente non possa raggiungere. Tu non raggiungi il Signore solamente quando ti metti a contatto con il Signore nella preghiera. Tu la raggiungi in ogni situazione. Potremmo dire che Lucia vive quanto, e lei stessa certamente conosceva bene, quanto la Gaudium et Spes, questo grande documento sulla Chiesa, scrive all'inizio.
dice all'inizio, quasi come uno squillo di tromba, le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, soprattutto dei poveri e di coloro che soffrono, sono le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e non vi è nulla di umano che non trovi eco nel loro cuore. Sempre Lucia scrive: nulla ti lasci indifferente, il pianto del bimbo, il dolore della madre, l'isolamento del lebbroso, la povertà dell'ignorante, l'ignominia del peccato, l'orrore della malizia umana, lo strazio della carne, il tormento dell'uomo privato dei suoi diritti, la grande sventura dell'errore. Nulla ti lasci indifferente, perché Lucia ci fa capire, ogni volta che tu ti fermi in queste situazioni, tu ti fermi davanti a Dio. Concludiamo e ci diamo appuntamento per il prossimo incontro, una preghiera molto semplice di un monaco: Gesù, nostra speranza, in te troviamo la consolazione, con la quale Dio pervade la nostra vita, e comprendiamo che nella preghiera possiamo consegnarti tutto, confidarti ogni cosa. Spirito Santo, tu hai una chiamata per ciascuno di noi, perciò vieni a preparare i nostri cuori, a scoprire che tu ci attendi in ogni persona, in ogni situazione.